Buongiorno Italia, buongiorno Scipi, buongiorno Alessia, che ci fai qui? Vuoi un caffè? Ne butterò su 3. Che poi posso dire dove abito oggi, perché comunque, cioè anche se magari per 10 minuti, un quarto d'ora, la mia casa è qui. Quindi dove abito oggi non so, però guarda che bel giardino, col torrente, la strada da Drio, senti che roba, senti che affari. Infatti essendo su una strada, guarda, tutte le immondizie dei spazzoni che si fermano a buttare le immondizie. È bellissimo che adesso è domenica pomeriggio, no? Comunque ricontinua la vita normale da domani, no? Tipo Giacomo alla scuola, il lavoro, eccetera, eccetera. Cioè lavoro ce l'ho io più che altro. E adesso inizia ad arrivare fuori il sole. Grazie. Niente, il CP deve andare sempre ai negozi, se no non è contento, guardala. Italia, buongiorno, ciao, arrivederci. Oh, so che non ha né capo né coda questa clip, però volevo farti vedere, guarda, il camper dei vicini è uno dei famosi pony, che sarebbe il Camper Italia, no? La marca è Camper Italia. Sono dei camper in monoscocca, di una volta, diciamo roba parecchio vintage, che erano fatti veramente con una qualità costruttiva decisamente alta, probabilmente la migliore dell'epoca. Eh sì Italia, io sono ritornato qui, mi piaceva troppo e quindi andiamo a esplorare qualche nuovo buco, vai! Strade che si lasciano guidare forte, poche parole, pioggia calde, buio, tergi, cristalli e curve da drizzare, strade che si lasciano dimenticare. Leggero in fondo. Ragazzo, andiamo a vedere allora, guarda, il borgo Fornassate che avevamo detto l'altra volta che non abbiamo fatto, noi eravamo andati là a vedere il Pofablo e se troviamo le grotte di Landris, via! Salutarti o fare finta che non sia già tardi, strade che si lasciano guidare forte, poche parole, piogge calde, buio, verdi, cristalli e curve da drizzare, strade che si lasciano dimenticare. Oh Italia, Singano Franca brutto e pareto, però vara che bagni, vara che toilette che ga Singano. Le piogge calde, buio, verdi, cristalli e curve da tremare, strade che si lasciano dimenticare. Queste non sono grotte, peccato che qua, no, senti tutti questi rumoretti che io qua non so, ho paura di vederla troppi rovi, cazzo, non voglio rimanere a piedi.
giro di circospezione. No, è tanto scivoloso e massi e strettissimo, cioè è tutto foglie bagnate, cioè scivoli anche a piedi, che significa che in bici no, perché robe non ti diverti per niente, a parte rischiare di farsi male. Vabbè, quello ormai vita mia, sono anche abituato, però insomma non ti si diverte proprio per niente. Vabbè, ricontinuiamo il percorso, anche perché devo ancora vedere se ci sono quelle famose grotte. Vergi cristalli e curve da tremare, strade che si lasciano dimenticare. Forse sta a pochi metri da me, quello che cerco e vorrei trovare la forza di fermarmi, perché sto già scappando mentre non riesco. Cazzi che non ho mogli che rompono i coglioni. Comunque ragazzi, ora che mi sa che queste grotte qui erano quelle che abbiamo visto, approfondirò meglio magari dopo col telefono. Borgo Fornassate, andiamo a vedere cos'è, visto che era indicato, andiamo a curiosare. Oh, ora si viaggia, altro che camper, ora posso iniziare a esplorare, come dico io, Maremma Maiala. Da me quello che c'era e vorrei trovare la forza di voltarmi, perché se stai svanendo io non ci riesco a stringere più a fondo. Praticamente sto facendo il giro di tutti i borghi, cioè appena vedo ogni volta scritta borgo, dentro visito il borgo, poi fuori e poi continuo. Adesso via Borgo Menis e Borgo Polacco. Non ti sto portando in nessun posto, sto semplicemente girando alla cacchio, come piace a me, hai capito? Vedo stradine belle, vado dentro, poi finisce il bello, ritorno indietro, riproseguo, tutto così, a casaccio. Quindi non prendere questo video come una guida, bensì come una fonte di ispirazione per acciappare a bicicletta e fate le dovute pedalate. O il motorino, esatto. È verticale, cazzo, tanto verticale, ce l'ho fatta. Stupido. Bello. Vai in mezzo, oh. Non c'è un nuovo Pumped Cingano dove si va a infrattare, non lo sa neanche io. Tarattarataru, non c'è un nuovo Pumped Cingano, ti stai un po' allontanando. Vabbè, vai a fare i tuoi giri lungo il fossetto tuturu, non c'è un nuovo Pumped Cingano. Parabolica. No, questo era troppo, devo prendere più rincorsa. Ok, questo è il campeggio col Vorona, diciamo che è chiuso, indipendentemente da tutto quello che vuoi, è chiuso. Che bello ragazzi, Veneto e Friuli, non so cosa dirvi, tanta roba, tanta, l'ho girato a tutta l'Italia, tranne la Sardegna. Ho fatto Sicilia, tutto quanto, tutto, però manca solo la Sardegna. Nota turistica per i tu: tutto quello che io ho raggiunto, santuario di là, non bello, non cioè, tralasciamo un attimo, che roba porno è quella? Cioè il tipo che, guarda la statua, porca miseria, gli da dentro, brutto qua in Friuli. Comunque, a parte la statua che pecorinizza la tipa, e tutti i punti che io ho raggiunto, vedi che lì c'è il parcheggio, sono fulminabili. Però fermo un attimo qua, anche perché si ripida. Guarda te, se io avrei mai immaginato la mia vita a cambiare posto, tra virgolette, ogni volta, della serie, io comunque quando dico Alessia vado a lavorare, sto via magari
5-6 giorni e poi il weekend arriva lei e poi posso anche continuare altri 2-3 giorni, quindi sai, io vivo in queste zone e la mattina con la bicicletta ho tutta questa vallata con le montagne che mi circonda. È strano perché non ero abituato, perché è tutto nuovo, un contesto nuovo, ogni volta. Peggio di quando andai in Scozia, perché in fondo la Scozia dopo un anno sempre quella era. Buongiorno, avevo letto punto panoramico, devo proseguire o intendevano alla chiesa? Non sapete? Ah, ok, vai. Buongiorno. Paripoppi. Wow, ciao Micio. Buongiorno, per vedere la chiesa di qua? Sì. Di qua? Ok, sì. Grazie mille. Vedi il campanile, guarda l'angolo, vedi il campanile. Che posti fantastici, veramente, per adesso in Toscana, guarda che spettacolo, che presepe di posto, fantastico. Dove? Qua, è bellissimo. Al naturale? Eh sì, per io che non sono abituato a ste cose, Da dove vieni? è Jesolo. No, passa un po' di è metteranno bellissimo. là fra un po' di giorni, qui non ne fanno tanti presepi, ma mettono delle luci. Ah, ho sentito dire a Pofabro, A Pofabro fanno l'esposizione proprio dei presepi. dal 6 dicembre mi hanno detto. Sì, sì. Perfetto, infatti devo portare anche il bambino là. Ma di sera però. Sì, ci hanno detto di sera, ma tanto abbiamo il camper, quindi parcheggiamo alle poste Ah, e dopo andiamo a piedi. ma poi c'è il camper anche qui dietro il comune, lo sa che c'è il posto per fare il campeggio. No, Dentro, là dove c'è il municipio, sì? dietro c'è un posto apposta per Ah. campeggiare. Ma pensa. Grazie mille signora. Prego. Buona giornata. Wow, è che metteva la bici, però io ho la mascherina. E io ho fatto bene a portare la museruola. Metti anche a te. Ma entrate, dopo mi chiudono. Wow. Tutto chiuso. Niente accesa perché è tutto chiuso, ma sparati grazie ai posti. Sì, gentile la signora, ma muoversi qua col camper. No, il camper resta lì. Mi son perso. E di dopo il pomeriggio lavoro più volentieri perché dico cazzo, la giornata, ossia la vita, perché la giornata è un pezzo di vita, ha avuto senso, porca puttana. Fufi, torno! Ai 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 ai. Guarda, ma un signore o che fa? Oh, ma un'altra è nuova. Là, è mal di schiena? Mi dai anche il bastone per Sì. favore? Grazie, C'è anche tanto. che ha borsetta là. No, solo quella che la tempo. Aspetta, la c'ho per sotto, aspetta. Ma non ha nessuno che dà una mano a fare la spesa? Porca miseria. Oh, marito è morto 3 anni fa. I miei nipoti arrivano di me. Solo questo pezzo, è la salita più che altro. Sì, mi dà vada fastidio. tranquilla. Tutto quello che le serve basta che chiedere. Grazie. Con calma che mi non fretta. Devo fermarmi. Vada tranquilla. Mi manca il respiro. Tranquilla signora. Tranquilla, respira piano, lentamente. Se vuole appoggiarsi alla spalla qua che scarica il peso, come preferisce. Non vedo l'ora che venga notte per andare a dormire. Me lo credi? Me non accompagna, lo so, va avanti antidolorifici. Anch'io. È certo che però anche qua le umido e salite, Certo, insomma, non è che il salite, posto, guarda qua. il posto aiuta. Madonna mia, Madonna. È brutto venire vecchi, eh. Che da noi altri a che trova 2 biciclette. Che è anche nascosta qua. Guarda che bei posti però ragazzi. Dio porco. È È dura, lo so, è dura. porta pazienza. Quanti anni ha tua nonna? È 82. Confronto a me. Ma non puoi farsi portare a spesa a casa signora da qui? Sì, ma oggi erano impegnati. Ah. Eh, Perché anche a no, me non ogni tanto se qualcuno si assente si fa portare a spesa a casa. sì, anche me, ma oggi... Addio, come facciamo qua?
Beh, guarda. Oh, io sono dietro, problemi zero. Il gatto che miagola, mammona gatto. Non mi viene il respiro, no? Si riposi. Voglio arrivare a casa. Abita al primo piano? Quasi. Ah, boh. Fermo, pause. Mi tocca, se Sì. no è tutto in salita qua, tutto in salita. Mi devo dare qualcosa. Che cosa? Cosa sta dicendo, signora Nandraden? Neanche a pensarle ste robe. No, invece mi preoccupa che se ha bisogno, vabbè, ha un telefono da chiamare. Sì, boh. sì. Speriamo bene, però non è male adesso. Eh? Mi tocca fare l'aerosol. Si fermi. Signora, io non ho fretta, si riposi un attimo, appena riprende. Mi siedo sulla mia panchina un Solo. momento. Buona giornata, Grazie, signora. Grazie, ciao, Salve. Grazie a te. You understand? Please for me. I love you like Fontaine del mondo. Vai, sigari!